Benvenuti e bentornati. Oggi è giovedì 2 aprile 2026. Il sole sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.34. La luna si leva alle 19.14 e cala alle 6.07. Oggi si celebra San Francesco di Paola. Francesco deriva dal latino franciscus, con il significato di appartenente al popolo dei Franchi. Un'altra interpretazione molto amata lega questo nome all'aggettivo franco, ovvero libero. Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, istituita dall'ONU nel 2007. È una giornata fondamentale per promuovere l'inclusione ed abbattere i pregiudizi. In Italia circa un bambino su 77 è interessato da questa condizione. Parlarne aiuta a costruire una società più accogliente ed inclusiva per tutti. Daniele Scardina festeggia oggi 34 anni. Il pugile noto come King Toretto, campione europeo dei pesi supermedi, continua il suo straordinario percorso di recupero con la grinta che lo ha sempre contraddistinto, dopo la grande sfida di salute che lo ha colpito purtroppo nel 2023. Un esempio di forza e resilienza per tutti. Giuliana De Sio compie oggi 69 anni. Vera icona del cinema italiano e vincitrice di 2 David di Donatello, la sua carriera spazia dai capolavori con Massimo Troisi fino ai grandi successi teatrali, confermandosi un'attrice di immenso talento, carisma e bellezza senza tempo. Tommaso Zorzi raggiunge oggi il traguardo dei 31 anni. Vincitore della storica quinta edizione del Grande Fratello VIP, Tommaso ha saputo trasformare la sua popolarità in una solida carriera come conduttore e scrittore, diventando uno dei volti più seguiti ed influenti della nuova generazione televisiva. Il 2 aprile 2005 il mondo intero si fermò per la scomparsa di Papa Giovanni Paolo II. Dopo 27 anni di un pontificato che ha cambiato decisamente il corso della storia, il Papa missionario lasciò un vuoto immenso. Milioni di persone giunsero a Roma per vegliare davanti a San Pietro, testimoniando l'impatto universale del suo messaggio di fede. Se le tue scarpe fanno quel fastidioso ad ogni passo, la soluzione è un pizzico di borotalco. Basta spolverarne un po' sotto la soletta interna. La polvere riduce l'attrito che causa il rumore e, come bonus, assorbe l'umidità tenendo lontani i cattivi odori. È un trucco velocissimo per salvare le scarpe e soprattutto il tuo imbarazzo quando cammini in ufficio o in chiesa. Buongiorno ai 12. Oggi un'elegante luna in bilancia si vestirà da guerriera per contrastare un po' contro Sole, Saturno e Nettuno. Non ci sta proprio la luna a sentirsi limitata. Vediamo cosa succede nello zodiaco Ariete. La luna vi fa pensare che anche se siete nella direzione giusta a livello pratico e Plutone con la vostra creatività vi suggerisce di essere un po' più fiduciosi in voi stessi, emotivamente forse avreste bisogno di qualche conferma in più. Toro, la bella Venere che è entrata nei vostri gradi sta già schiarendo e illuminando il vostro cielo. La quadratura con Plutone la fa più intrigante e seduttiva del solito. Sfruttate delle buone idee o delle buone occasioni per gestire sia la coppia in maniera creativa sia il lavoro per portare acqua al vostro mulino. Gemelli, per voi oggi la giornata sembra un po' farvi sentire un po' di più le scosse di Urano che sta per arrivare nel vostro segno zodiacale, mentre Plutone vi rincuora un po' e vi dice che non c'è nulla da temere. Mercurio e Marte ancora continuano a confondere un po' dei discorsi o delle informazioni che non sempre sono su basi fondate. Cancro, la luna oggi in bilancia quadra al vostro cielo e ce l'ha anche con Giove, non solo con Saturno che voi ospitate nei vostri gradi. Sembrate oggi un po' più incontentabili del solito. In più la quadratura con Nettuno a Giove vi fa sentire disattesi in alcune esigenze che vorreste finalmente soddisfatte. Leone, per voi oggi è una giornata in cui la luna farà cadere un po' delle piccole bugie, per cui scoprirete come altri possono inciampare nelle cose che hanno detto contraddicendosi. Questo per voi è indice di chiarezza, una caratteristica fondamentale di voi Leone. Vergine,
Per voi oggi la Luna parla di una governance amministrativa che deve avere necessariamente a che fare con dei tagli, con delle cose che non potranno essere rinnovate. Dovreste cercare di agire in una maniera più serena e tentare comunque senza agitazione di chiedere consiglio a chi sa dove mettere le mani. Bilancia, protagonisti della giornata oggi con questa luna che ce l'ha a morte un po' con Saturno e con Giove. Anche voi vi sentite un po' delusi, un po' scontenti, dovreste tentare comunque di concentrarvi un po' di più sulla vostra forza motrice piuttosto che valutare quanto gli altri non vi coadiuvano nel vostro lavoro. Scorpione, una luna particolarmente intuitiva per voi oggi, ci pensano però Giove, Marte e Mercurio a sedare un po' i tumulti. Qualche piccolo sospetto? Beh sì, siete Scorpione, trovate sempre un po' qualcosa da ridire. Venere in opposizione non vi fa bene per una questione di gelosia, ma il cielo è comunque positivo, quindi siate positivi anche voi, Sagittario. La giornata di oggi prevede un bellissimo trigono Giove-Mercurio, per voi il vostro pianeta è decisamente il vostro asso nella manica, riuscirete comunque a trovare le risposte giuste a domande un po' scomode. Il fatto che Giove quadri anche con Luna e Nettuno vi fa sentire un po' vittime, un po' attaccati. Capricorno, per voi oggi la luna è abbastanza urticante, soprattutto perché porta con sé questioni economiche e amministrative un po' fastidiose. Non riuscite a delegare e non trovate un saggio consiglio, tranne in una persona che avete accanto a cui dovrete dare più spazio. Acquario, per voi oggi la passione è pura, proprio perché ci sono molti pianeti che indicano una grande intensità. Urano con i suoi desideri di vedere realizzati dei progetti importanti e Saturno che comunque vi assicurano stabilità. Venere comincia a essere fastidiosa, in amore il partner pretende. Pesci, per voi oggi è una giornata in cui Giove magnifica Mercurio, per cui troverete per tutti le parole giuste. Nettuno vi fa pensare che è tempo di bilanci, anche voi romantici pesci, pensate un po' all'economia. Nel 1968, proprio il 2 aprile, usciva nelle sale 2001 Odissea nello spazio. Il capolavoro di Stanley Kubrick ha ridefinito per sempre il cinema di fantascienza. Un'opera così iconica e visivamente potente che ancora oggi viene citata ovunque, persino nella celebre scena di apertura del recente film Barbie di Greta Gerwig. Perché chiamiamo il carcere Gattabuia? Le origini sono affascinanti, molti linguisti ritengono che derivi dal greco katogeia, che significa sotterraneo. In Sicilia esiste ancora il termine catoio per indicare una stanza buia. La parola è diventata celebre piuttosto in letteratura grazie a Collodi, che nel 1883 la utilizzò per descrivere la prigione in cui finisce Pinocchio. Giacomo Casanova. Più che un semplice seduttore, Casanova fu un intellettuale raffinato che scrisse migliaia di pagine di memorie. La sua follia fu quella di vivere una vita senza confini tra magia, azzardo e diplomazia, cercando in ogni donna non solo una conquista ma un incontro di anime. Un uomo che ha saputo trasformare la propria esistenza in un eterno romanzo d'avventura. E ci salutiamo anche oggi con la nostra affezionata frase del giorno. Ci saranno ostacoli, dubbi ed errori, ma con il duro lavoro non ci sono limiti. Prendiamo ispirazione da questa frase per affrontare questo giovedì con determinazione. Il fine settimana è ormai all'orizzonte e io sarò qui, come ogni giorno, per farvi compagnia. Una buona giornata dalla vostra Jaire.